Avete 5 secondi per dirmi un soprannome con la S. 1, 2, 3, 4, 5. E waiu! Ciao! Benvenuti e bentornati sul canale Super Allan. Siamo qui oggi con un nuovo video. Oggi siamo tornati dalla villa del Napoli Cristo! Allora signori, oggi come state leggendo dal titolo... Ripeti un'altra volta? Non c'è niente. Ripeti! Che c'è a ripetere? Tu mi ripeti le stesse cose. Fai Battle Challenge. In cosa consiste? Cos'è? Non lo so, però so che questo gioco Quick Stop è stato premiato come miglior gioco Dell'anno. No, non era manca letta, l'ha cercata da Però così. 5 secondi, Giovanni, no 5 battle. Abbiamo 5 secondi. Allora, le regole del gioco le leggerà Antonio. Vai, Anto. No, ma le faremo a capano. Non esistono regole, Ma Antonio. sì, la gioca a modo nuovo. Allora, come vedete qui ci stanno dei mazzetti di carte. Ma è una televendita, Giovanni. Sì, ragazzi, trovate tutto quanto da Toy Center a Volla. Allora, Anto, dentro al naso. Ho pippato una mosca. Ando con quel naso, sai cacchiato. Un alveare entra. Sì, ando ora alveare. allora, ragazzi, come vedete ci sono delle carte con una lettera sopra. Ok. Sotto ci sono dei fulmini che indicano le penalità. Poi dopo ve lo spiego. Ripeti. Caccia, Vai. ripeti. No, nella parte. Ah, tu devi ripetere. Vai, che ci sta questa carta? Che cos'è? Il fulmine. Che indicano delle... Scosse. Beh, ok. Vabbè, ci può stare. Girando la carta, invece, ci sono delle categorie. Per esempio, questa fa paura ai bambini. Con la lettera C fa paura ai bambini. Capocchio. Fa paura ai bambini. Cimitero. È giustissimo. Va bene. Cimitero. Quindi facciamo così, abbiamo 5 secondi per fare cose, non ci capite? La parola, capo. Cioè, boh. Base delle lettere che abbiamo in mano, dobbiamo giocarle rispondendo a quell'argomento con una parola. Perfetto, ovviamente il gioco è a coppie. Come state vedendo c'è Fuse e Rampolla, c'è Ronaldinho e Anto. ci sono io e Andrea. Ma tu hai capito il gioco? Hai già capito il gioco? E poi ci sta Ale e Sciale, che fa pure rima. Poi ci sta Mirko, che si è preso collera. Agli mix sappiate come si fa. Ragazzi, Mirko... 38 Terza anni cosa. e vuole fare il quiz. vabbè ragazzi. Però è un grande. Sarà importante giocare le carte perché se resti poi in mano ad ogni turno con la carta, Ti prendi le penalità. e quindi più punti hai e più puoi perdere. Io non ho capito un cazzo. Mantina. Non ce la fa. Mi sei imbalsamato. Ragazzi, possiamo cominciare. Si parte dalla destra. Un soprannome che non vorresti. Dobbiamo... Voi. Ok, T, Tatino. Ranocchio. Andrea, vai tu. 2, 3, Andrea, ma persi già. 5. Ma Andrea, R. E che re? Andrea, ma che sei qua a scoop? No, R, dico R, che cos'è? Ah, devo ripetere. R di Sono cosa? saltati, Ma sono Andrea, saltati. 15 secondi, dai. E di qualcosa con la I, vai. Andrea, devi dire un soprannome che non vorresti con la I. I. Topolino. Cai. C'è la I però. In mano. No. Andrea, ma perso. Vai Ale Sciale. Capocchia. Voglio. raga, Super Wallera. Argomento, si può fare lentamente. 1. S. Sesso. Vabbè, ci sto. La vita sarebbe meno divertente senza... Tatino. Perfetto, si dice quando si incontra un amico. 3. Che bello. Vabbè, ci può l'accettiamo, l'accettiamo. Tu non parla proprio. C. Si grida quando si vince la lotteria. Porca puttana. Fuse, si compra se si vince all'otto. C. Casa. Antò, le persone anziane ne hanno Bisogno. 3, 4, 4, 5. Prima penalità. Andrea, cibi per un brunch. CD. 5. Ok, vai. Bella penalità. Ma che magnu? Andrea, dopo la butti. Ale, una città sul mare. Rimini. Bello. All'ultimo, all'ultimo. Re, una parola tedesca. Bello. Guten Tag. Bravo. Antò, laurea in... Biologia. 0 secondi. Andrea, da non mettere nel microonde. La R. Ecco, Ma solo questo posso mettere. dove Nel microonde, Ah, sbagliato perché la R non va. quindi è giusto. La R non va nel microonde. Se non va, La C non va, la R va. Ma che fatto? Ok, bravo Andrea. Poi tienitene un attimo dopo Andrea, vediamo. ma che stai sputando di tutto e di più? Andiamo avanti, da tagliare. No, facciamo scambio. Ancora. Com'è? No, Sì, hai sbagliato, non la quando si avvolge sugli Ma scogli. mica la tagli, tu la togli. No, la tagli, tu la tagli l'ancora. La penalità, È assurdo. Aiuto! Andrea, completa la parola. Un ra. Aspetta.
Che? Che cosa? Il ratto! Un rarissimo esemplare di serpente. Anto, la gridiamo se ci perdiamo in una grotta. Anto? Lo gridiamo se ci perdiamo in una grotta. 1. Soccorso. Andrei, sei pronto? Sì! Andrei, una parola che finisce con ette. La T! E cos'è? Le tette! Ma che sei però? Vabbè, vai, ci sta. Un vai. caccio. Vai a Andrei, te l'abboniamo. Enzo, si dice ad un brindisi. Auguri! Ma che viene con culo morto, questi qua? Godo! Non lo diciamo ai genitori. Il sesso! Assenze! Bello. Travolo, mi No, finito le lettere noi. Anto, formaggi italiani. Italiani! Robbiola. Robbiola. No, non vale, non vale! Andrei, Atto! Andrei, sei pronto? Guarda come cerca. Si sta concentrando. E lo diciamo ad un cane. Sei un cane o cane? Chi è il cane? Io cane! Effettivamente lettera S, sei un cane, quindi va bene. Ale, fa schifo. No, hai sbagliato carta! Allora, Aiu, secondo turno, ne facciamo 5 in totale. Allora, in pratica, il primo turno se lo sono aggiudicati loro perché sono stati più veloci a finire le carte. E noi siamo rimasti con qualche penalità. Quindi abbiamo più carte rispetto a loro. Vediamo subito il primo argomento. Per i rampolla. È veloce. 2. Il cavallo con la C. Bravi. Antò, fa ingrassare. Cheesecake. Bravo. Andrei, sei pronto? Invenzioni. Invenzioni. Andrei, invenzioni Uno. con la... 2. 3. La P. 4. Siamo a 20 secondi. Barbecue. Invenzione. Se no come fai la carne? Ale, lo puoi trovare su un aereo. Bello. 1, 2, 3, 4. Oh! Scippato! Dove sta? Ragazzi, non so giocare a questo gioco. Godo! Mi spiace. Vai, prossimo. Rampolla, non si compra usato. Aiuto, questa è poetica. L'amore con la A. Non si compra usato. Non mi faccia dire che l'ho non detto. va bene. romantico, un Anto. poeta. Va bene. Bravo, Anto, fa sempre piacere. Cosa fa sempre piacere? 1, 2. Amicizia. Lo diciamo quando siamo sorpresi. La S. E che Che dici? dici? Le sposare. Vabbè, ci sta. Ci sta. Le sposare. Simbolo dell'Italia. Aspetta. 1. Napoli! 2. No, non è vero. Ma siediti, Enzo! No, io sto con Ale. Ah, ti sei ribellato? Napoli, capitale d'Italia! Andrei, in cielo. In terra. È uno spettacolo, elicottero. Non vale. Enzo, Anto, Papà Waller con la canotta. i motociclisti li hanno. Ginocchiere. Andrei, rispondi. Brilla. Cosa brilla? Fammi vedere. Le stelle. Le stelle! Damma! Mirko, un Luca famoso. Oh. Sta Campolungo, ragazzi. Luca. Luca. Oh, cazzo, abbiamo sicuro. 4, 5. Penalità. Non c'è un Luca qua in mezzo. Andrei, non si può toccare. Trotti. Non si può toccare. A volte no. Cioè, Se non paghi. Fa rima con pane. Antò? Scrocciolame. Non fa manco rima. Scrocciolame. Che cazzo ne so, vai giù. Tienila. Andiamo, vai giù. Andrei, ci sei? Vai. Fa pensare agli uffizi. L'ufficio. Che cosa sono gli uffizi? Ufficio quando tu studi, vai contratti. Andrei. E quindi con la P che cosa fa pensare agli uffizi? Il palazzo. Va bene, il palazzo Palazzo degli gli Uffizi, va bene. Bravo Andrei. Mirko e Sciale, un nome per un cane che non fa paura. Ugo. Oh, fa paura Ugo. Scorreggiare. Rampolla. Una casa stregata. Con la I? Incantesimo. Maro, assurdo. Ah, io me la squadra più forte. Vai, La squadra più Non forte. vale. Te ne vai, non è possibile. Concentriamo. Anto, completa. Una B. Una bistecca. Bravo. Inquina. Cosa inquina? La N del Napoli. La N del Napoli si inquina. Napoli inquina. Anche. Inquinare. Enzo, ai bambini piace. Giocare! Turno finito, Sempre Gioa. con una carta, tanto. Noi quante carte abbiamo? 2 carte. Boh, sei tu buono. Va bene così. Dai. Noi 2 carte. No, e basta. Andri, amma piscò. Signori, terzo turno. La squadra più forte è sempre la loro. Ma posso dire una cosa? Vogliamo partire un attimo infatti. Che può essere che questo è il trucchetto. Partiamo da quell'altra parte. Enzo e Mirko. Ce ne sono nel mare. Istrice! Non lo so, ragazzi. Ma quando mai? Che mare è? È sia di acqua che di mare. Ma non è vero. Ah sì, vabbè. No. Adoro i. Cazzo.
Vabbè, ognuno ha i suoi gusti, vabbè. Vabbè, e con la C ci può stare. Un nome per un camionista. Aldo. Aldo. Aldo il camionista, ci sta. Marchi di lusso. No. Prata. Stili di danza. 1, 2. Classico. Andrea, una catena di fast food. Con la M. E vuol dire? Il fast food panini, più i panini. famoso al mondo. I panini. Mac. Tuo preferito? Nonad. No, Daldo. Ti fa macchiare. Vino! Bravo. Cosa che stasera probabilmente succederà. Punge. L'ape. R. La rosa. Enzo? I cattivi ce l'hanno. Ruspa. Come la russa? Salvini. Salvini ce l'ha, è vero. Ed è cattivo. No? Brutto? La persona alla mia sinistra in una parola. Alla tua sinistra, descrivi la persona alla tua sinistra con una parola. P. Panzarotto. Come Panzarotto? Mico Panzarotto. Ti guarda qua. E sta panza. Uguali i panzalotti. La panza. Anto, film d'azione. Robocop. No, hai sbagliato. Non sappiamo anche chi è. No, è robot di robot. Andrea, a Roma? No, i merepati. R Romani. No, Andre, no. Beh, a Roma stanno i romani. Cibo che si mangia a colazione. Cereali. Lo diciamo ad una donna che ha partorito. Cosa dici? Con la N che cosa dici? O con la O? Massimo. Con la N ad una donna che ha partorito. Ma ha fatto un figlio. Che gli dici? Nanne. Il nano. No, vero, è il bambino. Nanne. È nato. Ando, un nome per un cucciolo. No. Andò, voglio bene. No. Pikachu. Ah, che cucciolo è? Un cucciolo di di Pokémon. Pokémon. Soprannome per un uomo molto alto e magro. S. Spilungone. No, Sic, Davischi. Così. Così hanno vinto di Alla volta hanno fatto di carte questi qua. Essa, sì. Ma io che devo fare? Allora ragazzi, vince per la terza volta la squadra di Fius e Rapulla, che sono i più preparati evidentemente a questo gioco. No, la squadra sulle rapone. No. Non sa niente, Andrea. Andrea la risposta. Comunque ragazzi, facciamo, visto che siamo rimasti con due carte. Siamo rimasti a prescindere. Siamo rimasti e basta, siamo rimasti con due carte ognuno. Facciamo una sorta di semifinale e loro già stanno in finale. Oh, là intanto sta il consigliere. Oh, Lincoln. Pare che sta fornendo la pizza. Vai. E una margherita con bufala. Ragazzi, ci siete? Vai. Adesso sono già in finale. Vediamo chi vincerà e chi ci raggiungerà. A me e Michele. Chi parte? Cristian. Di là. Sciale o Cristian? Squadra di Sciale o Cristian? Sciale. Sciale, No, bene. Cristian. Cristian, sul comodino. Comodino. Oh, favore UTM, beh. Faccio io? Tutto. 5. Allora è già passato, a posto. Ok. Perfetto, noi, Andrea, prima un attimo le lettere che teniamo. Una squadra di... Basket. Perfetto. Bravo, Andre. Mirko e Cristian. Parole composte. 1, 2, 4, 5. Finite il tempo. No. Ho detto. No, 5 secondi, Giovanni. Sì. Perso. Ma l'ho detto. Cristian, fa le uova. Gallina. Sì. Vai, Andrea, però rispondere tu. Giovanni, Vai. animali della fattoria. Andrea, animali con la fattoria. Con la fattoria? Animali della fattoria, Andrea. Con la R. 5. Finì, perso. No, non vale, Andre. Ma tu non dici Zitto. l'animale. Aspetta, ripeti. Piace ai gatti, Mirko. La pappa. Va bene. Cristian e Antonio, in un portafoglio. Soldi. No, Andre. Bravo! Super Allan e Andrea, occhio. È carino. È carino, Andrea, che cosa? Il ranocchio. Bravo, è carino il ranocchio. Più o meno. Il padre Al di contrario. Fiona. Vabbè. Bruttino. Mirko e Sciale, si fa nel fine settimana. È questo weekend. Spa. Barca. Spa. Ma come si fa nel fine settimana? Eh sì. Si dice in macchina. Come cazzo guidi? Con la C, ci sta. Una Andrea. parola deve essere. Un rumore sgradevole. Con la O. L'uva. Finito. Ma che rumore è lungo, Andrea? Mirko dal parrucchiere. Andre, Barba. Bello. Ultimi 2 giri, forza. Un nome strano per un nonno. Cosimo. Lo diciamo Dai. per congratularci. Ha una coda. Serpente, c'ha la coda. No, Mirko, No, no, sbagliato. scimmia. No. Atena. Inutile nel Sahara. Ultimo giro. Inutile nel Sahara. Pedalò. Bellissimo. È facile. È Ma non facile. vale. Andrea, senti qua, ma è È canuio. facile da disegnare. È facile da disegnare. Con la I. Imbuto. Vabbè, è facile. Ultimo è rotondo. L'uva. Mister Bravo, e Sam. Christian in finale. Vabbè, perché si scarsa. No, non vale così. Andrea, ma hai perso tutti i giochi che abbiamo fatto oggi in sta vita. Non è possibile, Andrea. Signori, siamo giunti alla finale. Squadra di Antò Salve. e Top rimasto contro raga. Rapolla e Fiusi, che sono stati più forti.
Anto, un animale più pesante di un uomo. 1, 2, 3, 4. Varano. È molto più leggero. Sì, veramente. Sì, è tipo una lucertola gigante. Ah, boh, però il varano. Vediamo quanto pesa un Vedi un po' per Vado? sicurezza. Varan, no varano. Mai seduto, io so solo Parama della youtuber ricco. In rari casi 3 metri di lunghezza e circa 70 kg di peso, in rari casi. Quando pesa un varano? Dall'1 ai 170 kg. Dai, va bene, dai. Va bene. Anto! Well, Mi è andata varano. bene, dai. Va bene. Vai, per voi può fare male. 1, 2, 3. C, colpo. La tocchiamo tutti i giorni. 1. Io il sapone. Due. Saponetta, va. Peggior destinazione per le vacanze. 1, 2. S, scalea. Come scalera? Ah, perché ci dissing alla Calabria. Vabbè, tutti napolitani. cioè. Lui oggi. Assurdo. Canzoni italiane. 1. Azzurro! il pomeriggio è sempre azzurro. E peloso. 1. B, babbuino. Mo è depilato. Ad un aperitivo. Antò. 1, 2. Sangria. Se ne intende? Ne abbiamo solo una. 1, 2. B, viso. Abbiamo solo un viso, più grande bisone. Come faccio paura? Antò, un cognome difficile da avere. 1, 2. Iturbe. Il mio figliozzo! Di risposta. Però non è finita ancora. Ce lo siamo Dai, giocati. turbe. Iturbe. Si trova al McDonald's. 1, 2, 3, 4. Estintore. Ci sta, l'estintore al McDonald's. Quindi ora come funziona? Devo dare una carta e una carta. Calma! Calma! Una carta, Oltranza. la M, una carta, la I, la I. Vediamo. Antò ha degli occhi piccoli. 1, 2, 3, 4, 5. Noi dobbiamo indovinare noi. La marmotto, umicio. Noi dobbiamo indovinare per vincere. Sì. Ascoltano loro, raga. Un animale carino con la I. 1, 2. I, istrice. Ma non è carino. Non è carino. Ah, come? Perché il turbo è carino. Ok. Non vale. Ma come l'istrice non è carino? Come, bro? Vediamolo. Vediamo lì. Guarda, quanto è bellino. Dipende da te. Sembra Totò. Dai, decidi. Decidi tu, Giovanni. Vediamo se è carino. Ora quando è bello. Ora quando è bello. Quando è bello. Aiuto, io voglio chiamare. È proprio il cesso, ragazzi. Ok, vabbè, ridiciamo un altro, l'iguana. Vediamo se è carina l'iguana. Ma l'ha pensato prima, hanno perso. che hanno perso. Vabbè, avrei detto l'iguana. L'iguana è ancora più brutta. Facciamone un altro. No, ne facciamo un altro. Un altro spareggio. C Vai. e B. Veniamo giù. Signori, Antò, lo diciamo quando facciamo un errore con la C. Ci sta, Dai, però. L'ultimo con la B. Turbe. Vorremmo mangiarlo tutti i giorni. Sicuro? Sì. Babà. Io vorrei mangiare tutti i È giorni. buono, è buono. Per la vittoria. Questa è una finale degna di essere chiamata tale. F, Io non ero sicuro. F e T. Antò, al Festival di Sanremo. F, 1, 2. Fiori. Io avrei detto fica. Anto! André, dando in il una merito. cassetta degli attrezzi. Ti trapano. Da cassette gli attrezzi utravo. Infatti ha ragione, io mi trovo. No, vabbè, il trapano ci va. Andiamo ad oltranza. T per loro, P per Andrea. Una risposta ad un... Come stai? Con la T. Ti devo dire. Tutto bene. Tutto bene. Vabbè, ci può stare. Vediamo con la... tocca a noi, vai. Con la P voi, ultima chance, un nome da nonno. P. Paolo. Nonno Paolo. Vabbè. Ok, M. no. T. Ah, questa è vostra se andiamo in spareggio. Ah no. Una professione con la M. Macellaio! Anto! Assurdo, dai. Vediamo con la T. Voi non bisogna metterne troppo. Con la T. 1, 2, 3, 4, 5. Il tabasco! Tata dura! Ma ce l'abbiamo fatta! tartara. Mio figlio in finale ha dato il No, meglio. quell'animale, bro, dai. Bravo Anto! Andrea, hai vinto Andrea! Andre, che hai vinto? Bravo! Ok, Anto. Allora, terza domanda. Chi è il giocatore più forte della Serie A? Chi è? È De Bruyne, Andre. Chi è? Aspetta, Varro. Pensaci un po'. Chi è, Andrea? McTominay. Sì! Ok. Ciao!